Io ho qua davanti a me il volto di questo bel cane e io posso chiamarti l'artista degli animali e dei cani in particolare? Beh, penso proprio di sì, esatto. Ma tutti in bianco e nero o anche a colori? No, la maggior parte è in realtà a colori, alcuni schizzi invece sono in bianco e nero. Come è cominciato questa tua attività di artista di animali? Beh, da sempre ho disegnato, poi ho fatto l'artistico e poi ho cominciato a dipingere. Poi mi hanno cominciato a chiedere delle persone che disegnassi i loro animali. C'è un episodio particolare che ti ha fatto iniziare, che ti ha spinto a cominciare? Beh sì, c'è un sogno che ho fatto di una persona cara che mi incoraggiava proprio con un messaggio particolare a dar vita alla mia attività e crederci veramente fino in fondo. Grazie Fra, grazie per essere stata con noi, buongiorno Mattina. Grazie, buongiorno Mattino.